I saloni di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, villaggio olimpico per un pomeriggio. L'appuntamento è per il 28 gennaio, quando il CONI premierà gli olimpici veneti e i piccoli campioni che a fine settembre in Sardegna si sono confrontati con i loro coetanei in tutta Italia in 30 diverse specialità, riuscendo a portare a casa il primo posto. Il Veneto dopo 3 anni è riuscito ad arrivare primo e quindi era giusto che loro facessero questa giornata, questo incontro tutti assieme per festeggiare. 8 gli atleti olimpici e paraolimpici veneti che saranno premiati, assenti ma giustificati per impegni sportivi Federica Pellegrini e Bebe Vio. A consegnare le medaglie a quelli che potranno essere i loro eredi sportivi, tra gli altri i campioni di tiro Marco Gagliazzo e Gwendalina Sartori, Ruggero Pertile, il maratoneta, e il nuotatore paraolimpico argento a Rio 2016 Francesco Bettella. Un'occasione sportiva e un modo per riscoprire una bellezza unica come Villa Farsetti. La location di Villa Farsetti si contraddistingue dalle altre, se no dovremmo andare a Venezia in Canal Grande, perché è una villa che si presta molto alla manifestazione e accogliamo bene sia dal punto di vista dei parcheggi, sia dal punto di vista della location, sia, permettetemi, per la bellezza della villa.